Ah, mo funziona pure quest'altro microfono, quindi disabilito questo e abilito questo. Ok? Allora, rieccoci qui, seconda parte della live. Seconda parte della live. Allora, ecco, qui non c'è sta che più niente. Allora, oh, mo funziona. Rifunziona perfettamente. Perfetto, segui il volto, non ce lo mettiamo. Messa a fuoco automatica, perché se io faccio così, si sfoga, perché qui stiamo verso infinito. Col fuoco a infinito c'ha qualche problema. Col fuoco a infinito, però non c'ha problemi se io gli accosto questo. Gli diamo un attimo di tempo e come vedete questa c'ha quasi anche la macro, ancora può mettere a fuoco. Madonna, che spettacolo! Allora, ma di che cosa stiamo parlando? Guardate, guardate che riesco a mettere a fuoco, va. Queste sono delle scritte piccole piccole piccole, guardate quanto sono piccole quelle scritte. Cioè, questa, vediamo. No, questa non ce l'avrebbe mai fatta. Ah, sì, ce la fa pure quest'altra. Non ce l'aveva fatta. Ah, vedete? A sta distanza qua ancora mette a fuoco. Manco lo sapevo. Neanche lo sapevo io sta cosa. Questa, mamma mia. Ma ora sono tutte e due abbastanza buone queste telecamere, Sono tutte e due molto buone. Solo che una è pure motorizzata, l'altra no. Vedete? Ah, ma io scusate un attimo che non ci sto a capire niente. Allora, io voglio capire. No, ci sto a capire niente manco io. Oh, allora, se io la metto qui, e questo l'ho messo a fuoco, quest'altro col cazzo. Non mette a fuoco niente proprio quest'altra. No, 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 è troppo meglio sta Logitech. Sta Logitech è proprio esageratamente meglio. Guardate che è una cosa incredibile, è esageratamente meglio la Logitech. Allora, proviamo a fare un cambio al volo di webcam. Allora, questa qui la mandiamo via. Com'è che non se ne va? Ah, perché questa... Mentre... No. Però questa è enorme, la devo rimpicciolire. Ok, tac, e questo c'ha il face tracking. Ok, e quindi questa mi segue quando io devo parlare di alcune cose. Tac, mi mette a fuoco sta roba qua. Però a me più di tanto questa cosa che mi segue il volto, sì, mi può essere comoda, però diciamo secondo me non più di tanto. Quindi andiamo a configurare il video qui.
ok, segui il volto no, salva, ok, perfetto. Allora adesso tra l'altro aspettate, perché io questa la posso mandare più giù. No, giù non ce va. Destra e sinistra sì, su e giù no. Vabbè, poco male perché la mettiamo noi. Ok, diciamo che così poi andando quando devo far vedere un qualcosa almeno mette a fuoco. Se addirittura quel qualcosa ha delle scritte molto piccole che io voglio far leggere, eccolo qua, che si possono fare leggere anche le scritte molto piccole. Se vi voglio far vedere un codice a barre, basta attendere e lo metto a fuoco. Ragazzi, questa sarà la videocamera con cui faremo le live prossimamente. Noi dobbiamo ovviamente ringraziare l'amico Miki. Allora, Michele che ci ha fatto un regalone con questa webcam. Guardate, i colori li rende pure abbastanza bene, vedete? Basta dargli un attimo di tempo. Io per esempio non vado mai di fretta quando faccio una live. Mi piace anzi far vedere le cose nel miglior modo possibile. Che differenza c'è tra questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni e l'ape Maia di Katia Svizzero? Nessuna. Oh, la canzone dei Puffi. Oh, vedete che mi mette tutto a fuoco? Se io voglio farvi vedere pure qua. No, no, è uno spettacolo sta cosa. Sta cosa è veramente, veramente spettacolare. Voglio vedere se, ecco, vediamo se mette a fuoco anche. Sì, sì. Poi più mi avvicino, sì, vedete, ragazzi, è una cosa spettacolare sta cosa. Ciao DJR80, benvenuto. Sto facendo vedere la nuova webcam che mi è stata donata da un utente del gruppo, da un utente che mi segue. Allora, vediamo un po' se riesco a riportare su quest'altra HD camera. Ok, allora questa è una, questa è l'altra, una, l'altra. Allora, una c'ha il bianco più accentuato, non c'è niente da fare, e questa scritta Boston si vede meglio, e forse pure il colore della pelle è migliore. Io devo rendere quest'altra allo stesso identico modo. Allora devo però usare, allora vediamo un po' se io lì ci ho messo altri filtri, perché se ci ho messo altri filtri siamo tutti bravi. Allora no, allora vediamo filtri, no, non c'ho nessun filtro qui messo. Ok, non c'ho nessun filtro, quindi questo io ci devo andare tutto a lavorare da qui, non ci sono santi. Allora adesso mi metto e vediamo insieme, questa costa circa 100 euro adesso metterò il link su Amazon. Costa circa 100 euro. Allora, questa fa pure lo zoom, come vedete. Mazza che animate zoom. Fa anche lo zoom, cosa che quell'altra non fa. C'ha lo zoom. Ok.
Perfetto. Allora, dovrebbe avere il microfono stereo da quello che vedo. Tra l'altro, aspettate, che se no. Poi, impostazioni avanzate, c'ha questo right light che non so quanto può essere comodo. Ah, qua c'è sta automatico premuto. Io levo l'automatico da tutto, Allora, volevo rendere, allora, quanto più simile è possibile, così è troppo guadagno. Forse così va bene, ma questo no. Mm. Luminosità, contrasto, no, no. Il contrasto è un disastro. Ma se io metto questo, questo è il bilanciamento del bianco. E questo bisogna metterlo in automatico, se no è un disastro. Allora, modalità colore, qui siamo a bianco e nero e qui siamo a troppo colore, quindi 50%. E io voglio vedere però questo è con quest'altra è più nitida però, e questa sembra come, ma io ce l'ho levata la plastica davanti, adesso non c'è più, sembra come se ci fosse una patina davanti. No, non c'è più, questa c'era questa davanti e l'ho levata. Tra l'altro è stato inutile levarla perché davanti all'obiettivo neanche c'era. Allora, vabbè, tocca perdere un attimo di tempo. Allora, esposizione, così è troppo, così già può andare meglio. C'è sto fuoco automatico che può dare pure problemi, però se uno leva il fuoco automatico perdi tutta la comodità. Vedete questa scritta Massachusetts. Allora, andiamo un po' più giù, ok, vediamo Boston, Massachusetts. Qua è più nitida, non c'è niente da fare, marca. Oh, ma non vorrei che fosse un problema di configurazione. Secondo me è un problema di configurazione perché sono tutte e due Full HD e questo non ci piove. Questo è un problema di configurazione del programma qua, guarda, qui ci devo perdere tempo a configurare OBS. Ecco, già per esempio così va meglio e ho toccato una voce sola. Allora, andiamo a levare tutto sto zoom. Lo zoom già l'ho levato, quindi diciamo che c'è un grandangolo più piccolo. Allora, no, cioè devo perdere un po' di tempo, ma vale la pena perderci un po' di tempo, anche perché, allora, andiamo a vedere questa. Diamogli tempo. Questa qual è? Questa è quella, perché quest'altra, questa la devi mettere un po' lontano e già fa fatica. Quest'altra, eccola. Gli ho levato il fuoco automatico, quanto so cretino. Se io gli ho levato il fuoco automatico, eccolo,
Guardate che roba, cioè riesce a mettere a fuoco pure sta scrittina piccola piccola qui, 2471 305 91. Guardate, no, indubbiamente è qualcosa di spettacolare. Andiamo a vedere se addirittura su uno specchio. Sullo specchio non riesce, era un mito se... No, no, ecco. Boedero mette. E anche qua. Mali mortangoli eris. No, no. Guardate un po'. Questo è un biglietto da visita, eh. No, è spettacolare, riesce a mettere a fuoco pure la strega. No, no, questo mi sa che riesce a mettere a fuoco pure le scritte piccole piccole che ci stanno qua, guardate, Con eccolo qua. Ammazza, oh. Queste io non le riuscirei mai a leggere, manco con gli occhiali, perché sono scritte troppo piccole, e lui invece riesce a metterle a fuoco. Ma è una cosa incredibile, c'ha una macro veramente spettacolare. Addirittura le unghie sporche mi devo dire. Oh, portacci tu passa. Guardate che è una cosa spettacolare. Guardate quanto è piccolo sto foglietto. No, 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 sono molto soddisfatto. Molto soddisfatto. Sono molto soddisfatto. Allora, che dire? Voglio provare qualche altra cosa. Vediamo queste pure, guardate, questa è piccola piccola. No, pure questa mette a fuoco tutto, È uno spettacolo. Sto facendo delle prove. Eccolo qua. Ottimo. Bello, veramente bello. Allora, niente, siamo arrivati alla fine della live. Niente, non so neanche se ha funzionato, se non ha funzionato sta live, perché a un certo punto si è piantato completamente OBS, io l'ho rilanciato così come stava, sicuramente si sarà creato un altro file su YouTube, vabbè, fa niente. Allora, io non so quanta gente è rimasta, la live è andata un po' così, però intanto l'ho fatta. L'album di Castellina Pasi. No, a me guardate che mi serve una webcam che mi riesce a mettere a fuoco qualunque cosa. No, no, è perfetta, è perfetta.
questa mi servirà tantissimo, cioè ma proprio tanto tanto, perché la messa a fuoco, al di là del fatto se mi segue, se non mi segue e se il microfono tra l'altro si sentirà molto molto meglio di quello di prima, però effettivamente mi serviva grandissimo, cioè, grazie mille Michele, grazie mille Michele, ti ringrazio tantissimo, è stata un'idea azzeccatissima quella di prendere questa Logitech, che poi abbiamo visto pure quest'altra, però quest'altra ovviamente ha una risoluzione talmente bassa che non ce la fa assolutamente a gestire quello che devo far vedere io, perché io soprattutto negli sfogliamo insieme faccio vedere, ecco, la storia del comodo. Allora qui voglio mettere a fuoco questo e si mette a fuoco. Carlo Pastore, salutiamo tanto Carlo Pastore, vediamo se riesce a mettere a fuoco pure queste scritte piccole piccole dentro a questo libro. E certo, Moss Technology 8580, mazza, oh, queste quasi non si riescono a leggere a occhio nudo. Ecco, vediamo queste. Si legge tutto, ti è. Perfetto, perfetto, veramente perfetto. Vediamo pure questa costina. Questa bisogna avvicinarla. No. No, questa è troppo piccola. Non la riesce a mettere a fuoco perché non capisce che ci sono dei caratteri. L'ha capito invece. Ci sarà una parte dedicata alla messa a fuoco che se io la trovo, vabbè, tocca fare tante prove, però già così è uno spettacolo, c'è niente da fare. Va bene, grazie a tutti di avermi visto, si sono fatte le 23:05, mamma mia, tantissimo, tardissimo. Ok, io vi lascio con le mie siglette, la prima è quella della posta e poi con le altre, e niente, ci vediamo domani, domani farò una live un po' fatta meglio, dai. Questa era la prima live della posta, abbiamo fatto un po' di prove, abbiamo visto una Logitech qua, sfere degli anni 2000, che tra l'altro funziona ancora. Insomma, abbiamo visto la differenza tra due webcam, una becca la luminosità un po' meglio, l'altra però è perfetta perché c'ha tutto, c'ha il face tracking e c'ha anche il fuoco automatico che mi serve tantissimo, quindi non c'ha il fuoco fisso a infinito ma c'è il fuoco automatico. Ragazzi, grazie a tutti di essere stati con me, grazie, buonanotte a tutti, sono le 23:06 di questo 2 agosto 2023. Da domani mi vedrete solo con questa webcam e quell'altra verrà usata per diciamo inquadrare gli oggetti che mano a mano vado a lavorare. Ok? Grazie mille a tutti, grazie mille, vi lascio con le mie sigle. Ciao a tutti, buonanotte.